Noi chiediamo assolutamente il reintegro di Leonardo Muraro nel ruolo di vice sindaco e con tutte le deleghe che aveva prima. Una volta fatto questo passaggio ci si può sedere a dialogare. Bortolato ha già nominato di fatto un altro vice sindaco e già quel ruolo di fatto è già stato riassegnato. È un problema suo? Scelta sciagurata, giochetti di partito e l'elenco potrebbe continuare. Sono le definizioni che il segretario provinciale della Lega Dimitri Coin dà della cacciata dalla giunta di Mogliano di Leonardo Muraro, a cui il sindaco Davide Bortolato ha revocato le deleghe, come pure la carica di vice sindaco, immediatamente riassegnata quest'ultima a Martina Cocito, assessora a bilancio, scuola e personale. I rapporti di forza tra Lega e Fratelli d'Italia a Mogliano sono un problema da tempo. Adesso la frattura si sposta dal livello amministrativo a quello politico. Mogliano, così come all'epoca Fratelli d'Italia disse a Mario Conte, sindaco di Treviso, che il congelamento delle deleghe degli assessori di Fratelli d'Italia era un problema politico perché un comune come quello di Treviso ha una valenza politica, io uso le stesse parole e dico che Mogliano è un comune, così come Treviso, con una valenza politica e non si possono togliere elementi di primo piano appartenenti a un altro partito senza prima fare i passaggi politici necessari ed evidenziare dei problemi se questi ci sono. La decisione di Bortolato non è stata condivisa con le segreterie e Coin fa sapere di averla appresa dalla stampa. Ne sono seguiti un incontro urgente col direttivo del Carroccio e una telefonata col commissario dei Meloniani Emanuele Loperfido, con cui nei prossimi giorni ci sarà un confronto di persona. Certo è che se Bortolato non tornerà sui suoi passi ci saranno delle conseguenze, se non a Mogliano, dove la maggioranza c'è anche senza la Lega, altrove. Condividiamo partecipate, condividiamo gestione del territorio, condividiamo strutture sovracomunali e se come dicono loro non c'è il rapporto fiduciario è difficile governare ed andare avanti. Noi dobbiamo fare tutto quello che facciamo per il benessere dei cittadini e nell'interesse dei cittadini. Questi giochetti non vanno bene, fanno il male della politica e fanno il male dei cittadini. Messaggio chiaro sia alla cerchia di Bortolato che al partito. Da parte sua il diretto interessato non crede alle giustificazioni addotte dal sindaco. Presenzialismo, qualche uscita di troppo non spiegano una defenestrazione con effetto immediato. Ritengo che siano più motivazioni politiche, non personali, perché le questioni in piedi sono parecchie. Ci sono aspetti amministrativi, nel quale ne ho parlato varie volte col sindaco, e che non sono mai stati affrontati e sono anche particolarmente delicati. La sua colpa sarebbe stata dunque quella di aver tirato fuori dal cassetto questioni del passato rimaste irrisolte. Muraro ne è convinto, ma aggiunge non finisce qui. Credo che la porta non sia ancora chiusa, per cui vediamo quali saranno i proseguo di prossimi giorni, però sicuramente non è un passaggio solamente caratteriale.